Chievo si ritrova ad essere vero e proprio arbitro della vittoria dello scudetto. Oggi ha incontrato a San Siro, uno stadio gremito, l'Inter di Mourinho, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Avete visto in campo Balotelli fin dal primo minuto a fianco al principe Milito. Allora sono i nero-azzurri a partire subito forte. Siamo al quarto minuto, la sventola di Stankovic e la palla che va a infrangersi sulla traversa e poi finisce ovviamente sul fallo di fondo. Passiamo all'11° perché il Chievo però a trovare il gol del vantaggio, c'è un cross e la deviazione e il pallone che finisce in rete. 1-0, incredibile, un risultato a sorpresa questo con il vantaggio del Chievo, e come possiamo vedere da questa angolazione l'ultimo a toccare il pallone è Thiago Motta e di fatto quindi si tratta di un autogol, la palla che carambola sul brasiliano ex Barcellona e batte così imparabilmente Julio César. Rivediamo anche da un'altra angolazione l'ultimo tocco del centrocampista, però passa appena un minuto e l'Inter riesce a trovare il pareggio e questa volta ancora un autogol. Vedete la deviazione sfortunatissima di Andrea Mantovani che cercava in qualche modo di allontanare il pallone, invece la palla che carambola in porta. C'è stata una mezza rovesciata di Eto'o, la palla che è finita sull'anca proprio di Mantovani e ha ingannato così Sorrentino, che non è riuscito assolutamente ad arrivare a prendere il pallone e evitare così il gol del pareggio. Una partita spettacolare, tantissime le reti. Passiamo infatti al 30°, c'è un'altra occasione importante per l'Inter, un tiro ancora una volta di Stankovic e la paratissima di Sorrentino, davvero bravo in questa partita nonostante i 4 gol subiti. Al 34° la squadra di Mourinho riesce a trovare il vantaggio, Cambiasso, il tiro al volo e il bellissimo gol per il Cuccio Cambiasso che porta in vantaggio la squadra milanese. In questo momento sarebbe campione d'Italia perché contemporaneamente la Roma stava ancora pareggiando 0-0 contro il Cagliari. Rivediamo il bel gol, l'intenzione al volo di Cambiasso. Passiamo ora al 39° perché guardate la perla del principe Milito, il pallonetto battuto Sorrentino, un grandissimo gol per questo che è a detta di molti il miglior centroavanti, il miglior numero 9 al mondo. C'è anche una deviazione di Frey che fa impennare il pallone, però probabilmente la palla sarebbe entrata ugualmente. Veramente un grandissimo numero per il giocatore argentino che fissa così il risultato sul 3-1 dopo la paura iniziale e il gol del Chievo, appunto l'autogol di Motta. Passiamo al secondo tempo perché arriva anche il sigillo di Super Mario Balotelli, 4-1. Balotelli che fa la pace con il pubblico di San Siro, standing ovation per lui, vanno a salutarlo ovviamente i compagni di squadra dopo il periodo molto difficile. Rivediamo il bel pallonetto di Balotelli e nulla può Sorrentino per evitare il gol del 4-1, però il Chievo non molla e crede anzi nella rimonta. Il tiro di Marcolini, la deviazione di Granoccia, il suo secondo gol consecutivo e in qualche modo si riapre la partita. Indeciso probabilmente anche in questa occasione Julio César, una stagione non fortunatissima per il portiere brasiliano, sicuramente un grandissimo portiere che però quest'anno qualche errore l'ha fatto, però rivediamo è stato molto bravo qui Granoccia a mettere il piattone. Siamo al 14° minuto mentre rivediamo l'intuizione del giocatore del Chievo che riesce a mettere dentro. Poi c'è un errore della retroguardia dell'Inter, ne approfitta Sergio Pellissier, il gol al 29° minuto e quindi il Chievo prova addirittura a sperare nella rimonta completa in un 4-4 al quale veramente pochi avevano creduto. Ricordiamo che l'Inter era appunto in vantaggio 4-1 al 37°, però è ancora l'Inter che prova a cercare il gol. Eto'o, il tiro, la parata di Sorrentino, arriva Pandev, la botta che si stampa sul palo e riesce così ad evitare la rete del 5-3. Dopo oltre 4 minuti di recupero la partita finisce, l'Inter batte il Chievo 4-3.